Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme i cardinali. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella di notifica così non perdete nessun video e venitemi anche a trovare sui miei social che sono Instagram, Facebook e Twitter. Adesso vediamo gli ingredienti. Per fare i cardinali ci occorreranno 200 g di zucchero, 200 g di farina 00, 2 uova, 8 g di lievito, una tazzina di latte senza lattosio, una tazzina di olio, una bustina di vanillina e la scorza di un limone. Per guarnire i nostri cardinali ci occorreranno 300 g di crema pasticcera senza lattosio, zucchero sebolato, acqua, alchermes e zucchero a velo. I cardinali sono dei buonissimi dolcetti sardi che prendono il loro nome dal loro aspetto perché sono dei piccoli dolcetti che sopra hanno un cappello tutto rosso. Il rosso è dovuto all'alchermes, che è un liquore molto buono, e poi dentro hanno un cuore di crema pasticcera, quindi questi dolcetti sono adatti a chi adora l'alchermes e soprattutto a chi adora la crema pasticcera. Sono simili a dei muffin o dei cupcake, quindi sono, diciamo, i muffin sardi, ecco. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare è questa: dobbiamo preriscaldare il forno a 150 gradi in modalità statica, perché la preparazione è veramente molto semplice e abbastanza veloce. Quindi fatto questo, dobbiamo rompere direttamente le uova in una ciotola. Ok, prendiamo il nostro bello battitore elettrico e cominciamo. A sbattere un pochino le uova, che mi raccomando devono essere sempre a temperatura ambiente. Ok, adesso piano piano incorporiamo lo zucchero. Ok, adesso di seguito uniamo l'olio in una tazzina, poi c'è il latte e poi uniremo piano piano anche la farina e in ultimo, e solo per ultimo, mi raccomando, il lievito. Quindi adesso ricominciamo a montare e uniamo l'olio. Latte, adesso piano piano anche la farina. Ogni tanto ci fermiamo, prendiamo una spatola e togliamo dai bordi la farina, così. E poi ricominciamo, ok? Quindi una volta che abbiamo amalgamato tutta la farina, adesso passiamo a mettere la vanillina e poi
grattugiamo direttamente nel composto il limone, la scorza del limone. Mettiamo anche il lievito. Amalgamiamo tutto con il nostro sbattitore. Ora che il nostro impasto è pronto, lo amalgamiamo un altro pochino con la nostra spatola. Possiamo passare a metterlo direttamente nei pirottini. Quindi io ho preparato qui una teglia da muffin con dentro i pirottini colorati. Metterò l'impasto con un dosaggio alto perché viene veramente semplicissimo. Mi raccomando, ricordatevi sempre di preriscaldare il forno, così non appena abbiamo messo tutto l'impasto nei pirottini possiamo infornare direttamente. Quindi passiamo a mettere l'impasto direttamente nei pirottini, facendo attenzione a non riempirli completamente. Ho riempito tutti gli stampini, sono venuti 15 cardinali che infornerò a forno già caldo ad una temperatura di 150 gradi e li lascerò cuocere 15 minuti. Ecco qui ho appena sfornato i miei cardinali, anzi i dolcetti che poi diventeranno cardinali. Io in questo momento quindi posso già maneggiare leggermente la teglia, li tolgo quindi dalla teglia, li posiziono qui in un tagliere, così sfredderanno più velocemente. Ok. Dunque, vedete, io ho utilizzato un pirottino, dovrebbe essere da 6 cm, però se si vuole si può fare anche leggermente più grande oppure anche un pochino più piccoli. Diciamo che questa è la grandezza ideale per me. Quindi mettiamo un attimino da parte qui da questa parte in modo tale che sfreddino. Nel frattempo noi dobbiamo preparare la bagna. Ok, per preparare la bagna io in questo momento ho una bilancina a portata di mano, quindi la facciamo in questo modo. Mettiamo circa 100 ml di Alkermes, poi uniamo quindi 80 ml di acqua e poi mettiamo 2 bei cucchiai di zucchero. Mescoliamo per bene, quindi facciamo sciogliere bene lo zucchero. Questa è la bagna che ci servirà una volta che le nostre basi per i cardinali saranno ben fredde. Dovremmo fare un foro per creare, diciamo, il cappello, e poi dobbiamo prima bagnare le basi, poi mettere la crema pasticcera e poi ribagnare il cappellino e poi rimetterlo sopra. Quindi praticamente questa è la bagna che ci servirà. È sicuramente più difficoltoso nel dirlo che non a farlo, io lo dico sempre. Ok, quindi una volta che abbiamo fatto la bagna, mi raccomando, sciogliamo bene lo zucchero. Adesso le basi dei cardinali sono praticamente fredde, quindi prendiamo una base in mano,
Prendiamo un coltello e poi facciamo un'incisione in modo circolare, così, ok, e poi solleviamo bene così col coltello. Questo diventerà il cappello del cardinale, ok? Quindi prendiamo la base insieme al cappello e lo poggiamo così. Facciamo questo lavoro per tutte le basi. Ok, adesso siamo pronti per bagnare le nostre basi con l'Alkermes. Lo possiamo fare in due modi. Dunque, o con un cucchiaio, quindi in questo modo, allora io prima bagno tutte le basi così con un cucchiaio, oppure possiamo farlo con un pennellino, bisogna vedere come ci viene meglio, no? Ok, quindi proseguiamo a bagnare tutte quante le basi con l'Alkermes, con il composto di acqua, Alkermes e zucchero che abbiamo fatto prima. A questo punto possiamo mettere la crema pasticcera. Io per comodità l'ho trasferita in una sacca a poche usa e getta. Quindi mettiamo in tutte le basi la crema pasticcera. Adesso, una volta che abbiamo messo la crema pasticcera, tocca ai capelli. Quindi prendiamo i pezzettini, li bagniamo nell'Alkermes e li posizioniamo sopra, così. Ok, quindi abbiamo messo tutti i capelli sopra i nostri dolcetti, adesso mettiamo lo zucchero a velo. I miei cardinali sono pronti, li ho messi in questo piatto da portata. Ditemi se non sono carinissimi, proprio da vedere, sono veramente deliziosi. Io sono un po' di parte, però secondo me sono proprio carini. Allora, ne ho lasciato uno per fare l'assaggio, naturalmente. Come di consueto, io amo far vedere innanzitutto l'interno, ma anche assaggiare, no? Allora, innanzitutto volevo farvi vedere come si presenta dentro, ok? Quindi quanto è morbido e quanto è succulento soprattutto. Allora, io innanzitutto voglio assaggiare la parte buono. Adesso anche questa dove c'è la crema, Si scioglie in bocca, A dopo, Io continuo a mangiare questo. Sono davvero deliziosi, ve l'assicuro. Se vi è piaciuta questa ricetta, fate un like. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica. Venitemi anche a trovare sul sito che è www.lericette74.com, sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. E mi raccomando, rimanete a casa e preparate queste dolcezze. Ciao!